L'aspetto più triste di questa sconcertante, tristissima, scandalosa vicenda dei bonus Covid è che non sappiamo ancora adesso, a diverse ore dall'inizio di questa buriana, i nomi di tutti i responsabili. Ci aspettavamo che si facessero avanti, che dicessero sì, sono io, ho sbagliato e chiedo scusa, chiedo perdono. No, silenzio, si trincerano, soprattutto in Parlamento, dietro la privacy, come se non dovessero, non fossero tenuti a scusarsi con gli italiani che hanno offeso, che hanno svilito, che hanno mortificato in un momento in cui c'è tanta gente che fa la fame, in cui c'è tanta gente che ha perso l'attività, c'è tanta gente che sperava e spera di ottenere queste risorse che invece loro si sono intascati. E gente che guadagna dagli 8 ai 13.000 euro e allardire la sfacciataggine di sottrarre delle risorse pubbliche a coloro a cui erano destinati. Gente che non ha nessuna difficoltà, che adesso accampa scuse, è stato commercialista, no? Mia moglie voleva fare beneficenza, delle cose mortificanti, imbarazzanti, desolanti, di cui davvero c'è da vergognarsi. Il presidente Zaia ieri sera ha detto giustamente bisogna che vengano fatti i nomi e bisogna che queste persone non vengano ricandidate, ci mancherebbe altro, cioè cosa ricandidiamo? Politici che a questo punto, a meno di colpi di teatro, anche perché qui siamo rotti a tutte le esperienze, non vengano votati da qualcuno. Immaginatevi, sono finiti in questa spirale tremenda, in questo tritacarne in cui si sono infilati da soli e si può pensare che possano essere in qualche modo rieletti. No, non lo si può pensare. Allora dovrebbero a questo punto coloro che hanno sbagliato, che hanno tenuto comportamenti non illegali ma moralmente riprovevoli, chiedere scusa e non dico dimettersi, perché in Italia le dimissioni non le si dà mai, per una questione di dignità potrebbero e dovrebbero farlo in tanti, ma almeno chiedere scusa, chiedere perdono, spiegare quali sono i motivi e dire ufficialmente, data questa situazione, per colpa di quanto ho fatto, non mi ricandiderò. È il minimo che ci aspettiamo da parte di persone che hanno tradito lo Stato, che hanno tradito il Paese, che hanno tradito la funzione per la quale erano stati eletti. Oltretutto, molti di questi eletti con le preferenze e molti altri nominati. E non so francamente quali dei due siano più colpevoli di comportamenti che chi dovrebbe servire lo Stato e un'intera comunità non dovrebbe tenere.